Beppe Tomasini, uno degli eroi del Cagliari dei tempi dello scudetto. Oggi però con lei non si parla di sport ma si parla di vita, si parla di trapianti. Sicuramente Lei, sì. tra i primi a essere trapiantati, oggi anche lei qui a manifestare perché ci sono delle difficoltà. Quali? Difficoltà ci sono perché non ci sono medici, non ci sono infermieri, la parte iniziale del trapianto viene trascurata, perciò noi siamo qui per chiedere alla Regione e all'assessore alla sanità di darci una mano perché siamo persone fragili e anche quelli che iniziano il trapianto quando finiscono dopo l'operazione così possono anche morire. Lei quanti anni fa è stato trapiantato? Io sono stato trapiantato 18 anni fa. 18 anni fa. I controlli però li deve fare sempre, da lì non si scappa. I controlli devo sempre fare, devo venire qui. Adesso purtroppo da 6 mesi a questa parte la routine che c'era prima non c'era, prima eravamo seguiti. Adesso anzi, siamo seguiti. Però da 6 mesi a questa parte che capita? Però capita che certe volte gli esami che devi fare te li rinviano di un mese, 2 mesi, insomma, non è una cosa bella. Noi trapiantati, non solo di fegato, ma di cuore, noi dovremmo avere un reparto solo per noi, questa si chiama sanità. Un reparto a oggi dedicato non ce l'avete? Non ce abbiamo, ma non solo i trapiantati di fegato, i trapiantati di cuore, di rene. Tutti i trapiantati sardi? Tutti i trapiantati secondo me dovrebbero avere un reparto in modo che siamo persone fragili, quando abbiamo bisogno andiamo lì. La Regione, l'assessore alla sanità dovrebbe capire queste cose. Per un trapiantato, anche da tanti anni, saltare un esame verso il rinviato comporta ansia, stress, paura? Certo che hai paura perché tu già sei fragile, perché col trapianto ti rende fragile. Se tu non hai un esame e aspetti questo esame perché magari c'è una macchiolina, per esempio all'interno, facciamo l'esempio di un polmone, e sei preoccupato, certo, dovrebbero essere più veloci e dar più cura a queste cose, però capisco anche loro, magari i problemi della Regione non sono solo... Però la sanità pubblica, se non è garantita, rappresenta un problema. Ma credo che adesso vada verso la sanità privata, perché vedo delle cose che non sono, secondo me... Una sconfitta dal suo punto di vista? Vuole utilizzare un termine sportivo? No, è una sconfitta perché tutti abbiamo diritto a avere la salute. La salute non l'ho sancita io, ma l'ha sancita la Repubblica, che è la salute è pubblica. E adesso la salute sta diventando privata e non esiste.